Venezia pensa in grande come città del sapere. L'obiettivo, il sogno, è quello di portare 30.000 nuovi studenti a vivere e a formarsi in Laguna, con il coinvolgimento delle migliori università europee. Venezia è al centro dell'Europa, dunque, e questo è il senso del protocollo d'intesa sottoscritto questa mattina a Cafarsetti di Venezia Città Campus, che avvia questo percorso con un orizzonte temporale lungo di almeno 10 anni. Dove i ragazzi possono studiare, possono arrivare, possono vivere dove voglio, dove gli sembra meglio. Noi da parte nostra cerchiamo di rendere attraente. Campus vuol dire non soltanto il ragazzo che studia e che per cui deve trovare le attrezzature adeguate. Se vogliamo cittadini europei bisogna trovare anche professori europei, bisogna trovare attrezzature di livello d'avanguardia. Campus per gli studenti, campus di vita, ma si unisce alle tante iniziative. Io ho portato in giunta la settimana scorsa un bando che si chiama Venezia Icona. Icona è un acronimo, ma Venezia è un'icona, ma parla di innovazione, di competenze, di nuove opportunità per una Venezia autentica, rigenerazione di laboratori artistici, giovani che vengono a investire la propria vita, a vivere e a lavorare a Venezia. Dobbiamo prendere le 10, 20, 30, 50 migliori università al mondo, chiedere loro di venire a Venezia con i loro docenti, con i loro ricercatori, con i loro studenti, a produrre cultura, la cultura della modernità, la cultura delle nuove scienze, delle nuove tecnologie. Il progetto punta a coinvolgere tra i partner anche l'Università di Padova, con il sindaco Brugnaro e l'assessore Donnazzan. Hanno firmato il protocollo la Fondazione Venezia, capitale mondiale della sostenibilità, le università IUAV Ca' Foscari, l'Accademia delle Belle Arti e il Conservatorio Benedetto Marcello. Il progetto però ha sollevato anche qualche critica tra i sindacati, in particolare la CGIL.